aspettando l'assessore che deve arrivare. Sta venendo fuori, prende il programma che chiama. Anche quest'anno, insomma, siamo riusciti a offrire una serie di spettacoli diversi tra di loro, ma tutti riuniti sotto lo stesso cartellone. Questo festival che, da come ho capito, dalle intenzioni percepite, continuerà anche per i prossimi anni, quindi speriamo che voi continuiate a seguirci. Grazie a tutte le associazioni che hanno partecipato nell'organizzazione di questi eventi, di queste serate. E per salutarvi, è lei? Sì? Per salutarvi qui con me stasera c'è l'assessore Loris Zancai del Comune di Cordenons, c'è il consigliere del Consiglio direttivo dell'Usci Pordenone Anto Rossetti e sta arrivando alla chetichella la consigliere regionale Lucia Buna. Passo la parola all'assessore Zancai. Grazie Presidente, lui lo conoscete, è il Presidente di Magre di Musica, Lorenzo Benedetti, che questa sera ci fa veramente piacere
di averlo qua. L'altra volta l'ho salutato, ho mandato il saluto. Quindi questa sera siamo qui, porto il saluto dell'amministrazione comunale, del sindaco Andrea Delle Vedove e grazie a voi per essere così numerosi a questo spettacolo. Magredi Musica, come ha detto Lorenzo, ciao Lucia, come ha detto Lorenzo, proseguirà anche per il prossimo anno e io mi auguro anche per i prossimi anni a venire, perché sono ormai 10 dal 2017 che questa associazione, fatta di più associazioni che in sinergia tra loro collaborano, e dall'anno scorso abbiamo anche diviso in due gli spettacoli, nel senso che prima venivano svolti solo in autunno, da novembre in poi. Ora abbiamo avuto una sessione primavera-estate molto proficua, direi, perché tutti i gruppi che si sono esibiti hanno riscosso, devo dire, proprio un grande successo. E questo è l'obiettivo. E come ha detto Lorenzo, c'è stato l'altro spettacolo il 9 e quindi l'obiettivo che ha Magredi Musica è quello di accogliere e raccogliere quelli che sono o possono essere i vari talenti, le varie proposte della nostra città, ma non solo, però valorizzare tuttavia quelle che sono le peculiarità di ognuno, di ogni gruppo, ma anche di ogni persona che poi viene chiamata ad esibirsi. Abbiamo avuto un esempio quest'estate al Giardino del Centro Culturale con vari gruppi amatoriali e non semiprofessionisti, eccetera. Quindi abbiamo avuto modo di avere voi e i nostri concittadini a questi spettacoli. E naturalmente stasera abbiamo il Midway Chorus coordinato assieme all'orchestra Midway Band e all'orchestra del Chorus, al Chorus, esatto, che vengono da Vicenza. E il titolo è Verona, scusate, non Vicenza, sì. Il titolo è Singolare, e penso proprio che sia qualcosa di singolare, di particolare che ci offriranno questa sera. Non ho avuto alcun spoiler, ma credo che sarà veramente una cosa particolare, singolare. Grazie anche a questo gruppo e agli altri per occuparsi di che cosa sono le donne, di che cosa possono fare le donne, anche che problematiche possono suscitare le donne, perché purtroppo siamo vicini al 25, la giornata nazionale contro la violenza sulle donne, quindi grazie anche a questo gruppo e agli altri per avercelo ricordato e per farcelo tenere sempre a mente. Un buon spettacolo, un grazie ancora anche al presidente dell'Usci che è qui stasera. Vi auguro buona serata, così come le prossime a venire. Grazie Loris. Singolare femminile, e quindi diamo la parola a un'altra donna, quindi Anto, tu aspetti, vero? Grazie, buonasera a tutti. Beh, diciamo che oggi c'è la parità di presenza, 2 a 2, quindi direi che va bene. Buonasera a tutti, anch'io vi ringrazio per essere qua questa sera e porto i saluti della Regione, in modo particolare del Consiglio regionale, perché giustamente la Regione investe molto per far sì che le nostre associazioni del territorio possano esprimersi, possano raccogliere i volontari e poi proporre eventi alla propria comunità, ma non solo. E infatti anche questo evento è stato realizzato giusto grazie a un contributo regionale che da quest'anno è stato messo proprio in atto e verrà mantenuto anche per il prossimo anno. Quindi il Midway Coro è stato veramente in gamba anche a ottenerlo, perché non è poi sempre facile. Ma detto questo, voglio anche proprio ringraziare questo percorso che è iniziato, come diceva bene il Presidente, dal 2017 con questi Magredi in musica, e non è facile poter mantenere sempre alto il livello e proporre sempre cose nuove, quindi anche qui un grande ringraziamento, perché so che l'impegno costante tra prove e spettacoli
è sicuramente gravoso, perché poi tutti quanti lavorano, e quindi veramente un ringraziamento a chi si spende per far sì che ci possano essere questi eventi. E quindi voi che siete i diretti interessati a questo evento, va un particolare ringraziamento proprio per essere qua e dare onore a chi si spende per realizzare queste belle cose che ci fanno onore. Un'ultima cosa, anch'io voglio agganciarmi al 25 novembre e dirvi che la Regione Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia per aver portato proprio in questa settimana la istituzione della Commissione Pari Opportunità, che praticamente va a abrogare quella vecchia e dà la possibilità di essere aggiornata. Quindi anche questo è un bel segnale di modernità, ma soprattutto di valore che diamo sia all'uomo che alla donna, cercando di dargli gli stessi diritti che tutti e due meritano nelle varie competenze. Quindi una buona serata, non mi dilungo perché sennò poi diventa pesante anche per voi. Grazie Lucia. Magredi in musica, ma non c'è solo musica, c'è anche molto di più, e lo potrete gustare il 14 dicembre con l'ultima serata del festival, dove ci sono cose molto interessanti che lambiscono la musica, ma non solo. E la Regione che contribuisce a dare una mano a queste associazioni fatte di amatori, e quindi Unione Società Corali Italiane, che con la Regione ha un ottimo rapporto. Buonasera anche da parte mia. Sì, io rappresento Unione Società Corali Italiane, nella fattispecie del Friuli Venezia Giulia e di Pordenone. Vi porto i saluti di Carlo Berlese. L'USCI FVG gestisce sul territorio i fondi della Regione, attraverso la Regione, e siamo, possiamo dire, dei fortunati in questa Regione, perché la sensibilità c'è sempre stata. Bello vedere due chorus che si uniscono in questa situazione. Chi non ha ancora non si è avvicinato all'attività corale ci faccia un pensierino, guardi, tenti di avvicinarsi, perché l'attività corale è la musica a portata di moltissimi, e quindi pensateci un attimo. Io vi rinnovo i saluti e vi lascio godere tutto lo spettacolo. Bene, io vi ringrazio e direi basta adesso, no? Quindi cominciamo a divertirci, quindi una buona serata e godetevi questo spettacolo. Un sacco di volte è facile, basta che guardi nel gruppo communication, lì c'è scritto tutto. Sì, ma poi mandate troppi messaggi, dopo sai come sono fatta, io non li leggo tutti. Sì, ma non è difficile, basta che leggi. Quindi lì non è difficile. Scusa, sai. No, vabbè, rispondi a ciò che devo dire. Tutto a posto. No? Pronto? Sì, no, questa l'avevamo detta. Sì, Che stai cosa? tranquilla, stai tranquilla. Oh mio Sì. Dio, no, ragazze, Ma no. che succede? Sta arrivando, avvisa tutti. Ma non doveva arrivare prima delle 8. Sì, mi ha appena chiamato l'autista alla sua estetista, è venuta l'ernia al disco e le ha cancellato l'appuntamento, correte! Coraggio, gente, gambe in spalla. Dai, via. Vai, veloce, signora, adesso io cosa le dico? Non sono pronta. Miranda, scusa. Non capisco perché sia così difficile confermare un appuntamento con l'ufficio stampa. Io l'avevo fatto ieri sera, ma... I dettagli sulle tue incompetenze non mi interessano. È arrivato il chorus di Verona e il Midway? Sì, no, si stanno preparando. E cosa pensano di arrivare per i saluti finali? No, si stanno vestendo. Con che vestito? Qual è il look? Abito nero, lungo, scarpe nere, tutto uguali. Abito nero, lungo, Sì, tutte uguali.
Sì, adatto ad un concerto. Adatto a questo concerto pop rock in cui si cantano canzoni con nomi di donne tutte diverse. Sì. Avanguardia pura, creatività, gente, creatività. Chiama la stampa e avvisa che l'autista mi porterà in ufficio per la conferenza alle 20:15. Mi riprenderà alle 20:30, alle 20:45 sarò qui per l'apertura. Avete ritirato i libretti di sala? Sì. Dalla tipografia? Controllato che non ci siano errori grammaticali o di sintassi? I loghi dei sostenitori ci sono tutti? Spero di sì. Sì. Chiama il locale per il party dopo il concerto e di per l'ennesima volta che il Midway non è da stuzzichini e che quindi ci sia abbondanza. Sì. Dove mettono tutto quello che mangiano, Dio solo lo sa, e che non possiamo arrivare prima delle 23. Sì. Chiama il regista, scenografo e digli che ricordi ai tecnici che le luci sul fondale devono essere uniformi e che voglio luce bianca costante sul palcoscenico, altrimenti le riprese video vengono buie. Sì. Voglio che mi confermi la macchina del fumo rasoterra e non i soliti spruzzetti di fumo. E il telino, che recuperi il telino mobile, non voglio saperne di tool svolazzanti, chiedo la luna, forse non credo, ai musicisti che li voglio sorridenti, brillanti, non mosci, in ordine e magari senza tagli sui pantaloni. Miranda, è arrivato l'autista per la conferenza stampa. La borsa. Oh, scusa Miranda, scusami. Io devo prendere il libretto. Chi sono quelli? I direttori. I direttori? Sì. Quelli? Sì. Ah, ben.
se non smetti all'inferno forse tu finirai, ma se non altro quel luogo più allegro ed umano renderai. Lucida, lucida, di solito così non si fa. Monica, Silvia e Federica, Anna con Maria, Eva, Lisa e Caterina, con Monica, Erika, Camala, Gloria, Monica, Erika, Camala, Gloria, Camala, Monica, Erika, Gloria, Camala, Monica, Erika, Gloria, Camala, Monica, Erika, Gloria, Camala, Monica, Erika, Gloria, yes, Lisa, Silvia, Lisa, Silvia, Maria, Eva e Francesca, con Maria, Eva e Francesca, con Monica, Anna, Sara, Anna, e con Laura, e Luana, Camala, Monica, 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 Camala, Monica, 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 Sara, Sara, Caterina, Mille Cose, Federica, Lisa, Anna, Caterina, Maria, Eva, e Natalia, Maria, Eva, e Natalia, Lisa, Monica, Silvia e Federica, Anna con Maria, Eva, Lisa e Caterina, Monica, Erika, Camala, mi due cose, mi due cose, Erika, Camala, Gloria, Monica, Erika, Camala, Gloria, Coros, Erika, Camala, Gloria, Camala, Monica, Monica, Silvia e Federica, Anna con Maria, Eva, Lisa e Caterina, Maria, Eva, Lisa e Caterina, Luana, Silvia e Federica, Anna con Maria, Eva, Lisa e Federica, Anna con Maria, Eva, Lisa, Monica, Erika, Camala, Gloria, Monica, Erika, Camala, Gloria, Camala, Monica, Monica, Camala, Monica, Silvia e Federica, la Luana, Anna e Maria e la Francesca, Lisa e Caterina, la Giovanna, Federa, Silvia, Cusana e Natalia, Eva, Luana, la casa con Gloria, mille cose, Erika, mille cose, mille! Buonasera, buonasera a tutti voi, eccomi qua. Ho abbandonato le vesti di Miranda Priestly, a parte i capelli che, vabbè, adesso li teniamo così, però adesso sono Nadia e lo resterò fino alla fine. Grazie
Grazie per essere qui con noi questa sera e benvenuti allo spettacolo Singolare Femminile con il Midway Chorus e il Chorus Gruppo Ritmico Corale di Caldiero Verona, che salutiamo e accogliamo con un caloroso applauso. Eccovi. Ditemi un po', quale sarà il tema di questa serata? Beh, il titolo lo dice, no? Protagoniste saranno le donne, esatto. È un argomento a cui il Midway Chorus è particolarmente sensibile, e non soltanto perché il Midway è tutto al femminile, ma soprattutto perché, nonostante le tante conquiste che si sono ottenute in questi ultimi decenni, ci sono ancora tantissimi muri e mentalità da abbattere. E quindi parleremo di donne, anzi le canteremo, sì, perché tutte le canzoni hanno come titolo un nome di donna. Abbiamo cominciato con Ello Dolly, Lucia, e poi la scena di apertura era tratta dal film Il diavolo veste Prada. Queste tre, chiamiamole performance, rappresentano tre tipi di donne diverse in tre periodi storici completamente diversi. Dolly è una affascinante, vivace vedova degli inizi Novecento, ambiente media-alta borghesia americana, dove la maggior parte delle donne aveva come principale scopo di vita un buon matrimonio. Lucia, canzoni di Lucio Battisti, è del 1972, periodo di movimenti e rivendicazioni femministe, e infatti Lucia è una ragazza che vuole proprio liberarsi di tabù e inibizioni, provocando però una certa critica moralistica. La scena del Diavolo veste Prada del 2006 è uno spaccato di un certo ambiente prevalentemente femminile, in cui la donna, per affermarsi, per arrivare ai vertici, deve lottare e combattere in un ambiente isterico, cinico, sicuramente ammagliante, allontanandosi però o perdendo i valori essenziali della vita. Qualcuna accetta il sistema, qualcun'altra, pur non rinunciando ai propri obiettivi, trova la sua giusta dimensione. E poi, per finire, la Midway Fuga è fatta con i nomi, avete sentito, delle nostre coriste, vuole essere un omaggio proprio ai nomi di tutte le donne, nomi diversi, donne diverse, microcosmi unici e irripetibili dell'universo femminile. E con questo io vi auguro una buona serata e un buon divertimento con Singolare Femminile.
abbiamo ascoltato Angie e Per Elisa, due canzoni alle quali sono state date diverse interpretazioni. Per Angie c'era chi ipotizzava fosse dedicata alla moglie di David Bowie, Angela Barrett, presunta amante di Jagger. C'era invece chi diceva fosse dedicata alla donna che sedusse 3 componenti del gruppo e c'era ancora chi diceva che Keith Richards l'avesse dedicata alla neonata figlia Angela. In realtà non c'è nessuna donna reale che si chiamasse Angie. Per Elisa
vince il Festival di Sanremo del 1981 e questa è una data fondamentale per l'interpretazione di questo brano. Tra gli anni 70 e 80 un'intera generazione di giovani è stata massacrata dall'eroina e quindi si diffuse l'ipotesi che Elisa simboleggiasse l'eroina e che la canzone fosse una riflessione sulla dipendenza. In realtà fu Alice stessa a smentire questa connessione, anche se effettivamente la canzone parla di dipendenza, ma legata ad una relazione amorosa tossica. Il comune denominatore di queste due canzoni è comunque una donna molto amata e avida di sentimenti. E adesso cambiamo completamente genere, ci divertiamo con due brani, due sigle di cartoni animati, ovviamente con due protagoniste. La prima è la bambina svizzera più famosa al mondo, Heidi. Heidi è un romanzo del 1880, tradotto in più di 70 lingue, che fu un successo mondiale. Noi ovviamente ci ricordiamo il cartone degli anni 80, no? Heidi con la sua gioia di vivere è rimasta nell'immaginario collettivo come la bambina tenera, piccola, con un cuore così. E l'altra invece è Jem. Verso la metà degli anni 80 la Hasbro decise di immettere sul mercato delle bambole molto simili alla famosa Barbie. Per lanciarle venne creato un cartone, Jem e le Holograms. La storia era tutta incentrata sulla competizione musicale canora tra due gruppi rock, le Holograms e le Misfits, l'eterno scontro tra il bene e il male.
Allora, noi di solito facciamo il nostro spettacolo verso la fine di novembre, 23, 24, 25, a seconda insomma degli anni. Ci teniamo a farlo in questo particolare periodo perché il 25 novembre è una data che non deve essere dimenticata. È la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e, come dicevo, è un argomento che noi sentiamo particolarmente e che ci colpisce proprio nel nostro essere. Ora non mi dilungo con discorsi, anche perché voi conoscete benissimo questo gravissimo e aberrante aspetto della nostra società che ci fa regredire da quello che noi chiamiamo civiltà. Per cui il prossimo brano che il chorus vi presenterà è proprio un grido di denuncia contro gli abusi e la violenza domestica. Pensate che questo brano ha avuto un impatto talmente significativo che ha incoraggiato molte vittime a chiedere aiuto e a denunciare i propri aggressori. E allora lo dedichiamo a tutte le donne che hanno subito violenze di vario genere, ma che sono riuscite a riprendersi in mano la propria vita. Notti di sirene in quella periferia. Si dice che di noi tutti è un po' nostalgia, ma lei se n'è andata Mary. Mary. Si sente sola Mary, ora ha paura Mary. L'ho vista piangere, poi chiedere una risposta al cielo Mary. Ora il suo sguardo non mente agli occhi di chi nasconde alla gente gli abusi osceni del padre, ma non vuol parlarne Mary e cela i suoi dolori. In ogni foglio del diario che ora ha tra le mani, guardando vecchie foto chiede aiuto ad una preghiera sui falsi segni di quegli anni chiusa in una galera. Dicono che Mary se n'è andata via, l'hanno vista piangere, correva nel buio di una ferrovia. Sanno che scappava. Notti di sirene in quella periferia. Non bastava correre. Si dice che di noi tutti è un po' nostalgia. Se n'è andata Mary. Cammina sui sentieri più oscuri, sta cercando sorrisi sinceri oltre i muri di questa città. Oh, oh, Mary, camminando sui sentieri più oscuri, sul diario segreto scrivevi, quella bestia non è mio papà. Ora ripenso a quando mi parlavi in lacrime, dicevi questa vita non la cambio mai. Ci sto provando, sto pregando, ma sembra inutile. E abbracciandomi dicesti tornerò. Si chiedono se Mary, quella in fondo alla via, è riuscita a crescere, tornando con il giorno in quella ferrovia, fresca dirugiata. Stanco ormai di piangere. Lei sa quanto dura questa vita sia, ma lei se n'è andata Mary. E camminando sui sentieri più oscuri, hai trovato sorrisi sinceri oltre i muri di questa città. Oh, oh, Mary, camminavi sui sentieri più oscuri, sul diario segreto scrivevi, quella bestia non è mio papà.
Il prossimo brano ha come filo conduttore Alice, un personaggio che, pur non essendo protagonista di nessuna delle storie della canzone, compare sempre all'inizio e alla fine di ogni strofa. Alice è inconsapevole, non sa tutto quello che le succede intorno. Lei ha un suo punto di vista alternativo, sogna un mondo diverso dove le convenzioni non esistono e dove tutto è rovesciato. Guarda i gatti guardano nel sud, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano e lì tranquilla, che si guarda nello specchio, accende un'altra sigaretta. Vedi Marlene, bella più che mai, sorride. La sua età, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, grido lo sposo, tutti pensarono dietro i capelli, lo sposo impazzito, oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa. Guarda i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Mendicante arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia una fortuna. Non ti chiede mai pane o carità, è un posto per dormire non ce l'ha. Questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, grido lo sposo, tutti pensarono dietro i cappelli, lo sposo è impazzito, oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa. Spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi 4 assi, bada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi o farli rimanere Vivi
Adesso vi faccio una domanda, però dovete rispondermi. Quante volte avete odiato la bilancia? Quante volte, parlo alle donne in questo momento, avete sognato di avere la taglia 42, 40, magari 38? Sì, guardate, io non ce l'avevo neanche quando avevo 10 anni, per cui lasciamo stare. E quante diete che promettevano miracoli abbiamo fatto? A centinaia, no? Ecco, bene. Allora ascoltate questo. Wow, siete eleganti. Oh mio Dio, Andy, ma sei molto chic. Grazie Emily, e tu sei così magra? Davvero? Sì. Per Parigi. Sai, sto facendo una nuova dieta. È molto efficace. Non mangio niente. Però quando sento che sto per svenire, butto giù un cubetto di formaggio. Oh beh, direi che sta funzionando alla grande. Adesso mi basta solo una colite e arrivo al peso ideale. Portatemi un vassoio di bignè. Quasi con il bignè, dove mettono tutto quello che mangiano, Dio solo lo sa. E brava Rosalina, che era veramente una compagna di giochi di Concato, pesava 90 kg, era simpatica, gioviale, intelligente, praticamente una bellezza speciale. E
Tanti sono i cantanti, i cantautori che hanno fatto canzoni con nomi di donna. Vasco Rossi, per esempio, ha fatto un album, L'altra metà del cielo, interamente dedicato ai personaggi femminili, tra cui Alba Chiara, che in realtà si chiamava Giovanna ed era una ragazzina che lui vedeva dalla finestra di casa sua tutte le mattine arrivare con l'autobus per andare a scuola. Avrà avuto 13-14 anni, scrive Vasco Rossi nella sua autobiografia. Quando ne compì 18 glielo dissi: guarda che Alba Chiara l'ho scritta per te. Lei non ci volle credere e così lui le scrisse una canzone per te. In Italia, sapete, ci sono più di 120 donne che si chiamano Alba Chiara e che sono tutte iscritte al Blasco Fan Club. La
brano che porta il nome di chi lo canta. Lei ha sempre avuto un suo stile dissacrante e ironico. È stata una delle prime artiste italiane a capire l'importanza dell'immagine, all'avanguardia, aggressiva, provocatoria, e mentre ti guarda dritto negli occhi ti dice: e chiamami soltanto Miss Rettore. Capisco perché quanti continuano insistentemente a chiamarmi Donatella. Oh, 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 bella. Guarda dritto avanti a te, dottore, chiamami e richiamami, è un onore. Guarda bene avanti a te, signore, chiamami soltanto mistrettore. Non capisco perché tutti quanti continuano stramaledettamente a chiamarmi Donatella. Oh, 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 bella. Lavati i fanali per favore, cerca finalmente di imparare. Qui c'è scritto solo mistrettore, chiamami soltanto mistrettore. Donatella è uscita e a casa non c'è. È scoppiata, spaccata, spappolata nel blu. Donatella è paura, non cercarla qua giù. Se c'è stata cascata, spappolata nel blu. Donatella c'è stata, ma non chiederlo a me. Se è strippata, suonata, se è piccata sul bidet. Donatella è uscita e a casa non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Donatella è uscita e a casa non c'è. T'ho detto che non c'è! Non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a chiamarmi Donatella è uscita e a casa non c'è. È scoppiata, sparita, non sta più con me. Non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a chiamarmi Donatella. Una non cercarla qua giù. Se c'è stata cascata, spappolata nel blu. Non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a chiamarmi Donatella. E a casa non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. E abbiamo fatto una carrellata di canzoni al femminile. Ne abbiamo scelte solo alcune, ma la discografia ne ha fatte tantissime. Avremmo voluto farne anche di più, ma insomma il tempo era, non potevamo sforare. E quindi abbiamo pensato di fare una miscellanea, un gioco che ci permettesse di ricordarne il più possibile. E sentite che cosa ne è uscito.
Bene, come avrete sicuramente notato, durante l'esecuzione di alcuni brani sono state proiettate le immagini delle copertine dei dischi. Ora, qui con me, come vedete, ho la mia Midway Girls con i colori del Midway, fucsia, e ho questa valigia con, ve lo dirà, Renato Portolan, presidente dell'associazione Copertine come Quadri. Renato Portolan. Buonasera. Dicono che quando sei sul palco non si vede il pubblico. Per me che vengo dal pubblico è un'emozione diversa. Diceva che qui c'è questa valigia. Una valigia, che cos'è? C'è una valigia ma c'è anche una sorta, diciamo, di trousse. Queste erano le vecchie custodie per i 45 giri. Mi hanno detto di essere breve, 5 minuti. Allora, pensando a una trasmissione televisiva che va in onda alle 8:30, vedete, la valigia è questo viaggio visivo attraverso l'arte espressa nelle copertine dei vinili e anche dei CD, ovviamente, visto che i tempi sono questi. Questo è lo scopo dell'associazione. A me piace dialogare con le copertine, al punto di poter dire che guardo il disco e ascolto la copertina. Quando mi hanno detto hai 5 minuti, allora ho consultato Heidi, ho consultato il nonno, il nome tedesco si traduce come zio sull'Alpe, zio, nonno, comunque non importa, e mi hanno detto, se vuoi essere pungente a questo punto, visto che Bruno Vespa me l'ha data buca, usa la Pemaia. E allora a questo punto questa è la copertina della Pemaia. Quello che invece non è cambiata, diciamo, in questa sigla è la copertina, diciamo, della sigla musicale, che è 5 minuti di Maurizio Vandel e di Maurizio Arcieri. 5 minuti e poi lui praticamente con la sua giacca aspetta l'aereo per affrontare questo viaggio. E questo è un viaggio della fantasia, un viaggio dell'arte. In questa valigia ci sono tutte le immagini che voi avete visto proiettate sullo sfondo. E sicuramente alcune sono state adattate, altre, diciamo, pertinenti. Ecco, noi ci troviamo come questa copertina, chiaramente non sono state tutte scansionate, ma comunque noi ci troviamo su questa pista e il volo che noi facciamo è proprio il volo della nostra fantasia. Si chiudeva con una copertina molto interessante la serie, questa copertina di questa bimba, eccola qui, dove una mano stava scoccando, chiaramente il vinile si apre, una freccia. Perché ho scelto questa copertina come immagine? Perché? Perché questa è una copertina realizzata da una donna, da una pittrice. Soltanto quest'anno, nel 2024 a febbraio, è uscito il primo libro di storia dell'arte. Io punto molto, diciamo, proprio copertine come quadri. Perché? Perché dico, a casa, anziché tenere le copertine nella rastrelliera sotto il giradischi o comunque, diciamo, accantonate nelle casse, perché se alcune non vi danno, diciamo, qualche sensazione particolare, non pensate di esporle a parete come fossero un quadro. Questo è il quesito. Casa mia lo è. Questa copertina, la donna, dicevo, scusate, che Katie Hassel è questa scrittrice storica dell'arte che ha pubblicato il primo libro dove il titolo è La storia dell'arte senza gli uomini. Chi ha realizzato questa copertina è Wanda Spinello, vivente. Io l'ho sentita 2 settimane fa per farmi dare ulteriori informazioni su questa copertina. Lei era, perché è morto nel 2015, la moglie di Cesare Monti, Caesar Monti. Voi avete presente la copertina con le mani alzate che dovevano toccare i piedi? Questo è Il mio canto libero? Ecco, quello è una sua copertina, ma lui ha fatto copertine per il Banco del Mutuo Soccorso, per la premiata Forneria Marconi, copertine per Fabrizio De André.
e il suo nome, Cesare Monti, è fratello di Monti Montalbetti, il Pietruccio Montalbetti dei Dic Dic. Non a caso la mano che scaglia la freccia è il braccio di Pietruccio Montalbetti, mentre la figura femminile è Monica, che sarebbe la sorella, Monica Spinello, la sorella della pittrice. Ecco, le ali che vogliono essere proprio un momento di difesa. E parlando proprio di copertina, ecco, questa era la copertina del Montalbetti, e parlando proprio di farfalle, visto che diciamo questa è l'immagine, cosa dire dei Barclay James Harvest che pubblicano un vinile e pubblicano un 45 sagomato come una farfalla. Ecco, queste sono proprio quelle situazioni, sono quei contesti che l'associazione culturale Copertine come Quadri intende promuovere, proprio questo viaggio visivo attraverso la storia dell'arte che poi trova nella copertina ultima quelle figure, insomma, di nudo, eccetera, eccetera. Questo è il primo disco di Loredana Bertè. Questa è una ristampa perché è stato sequestrato quando è uscito proprio per le foto stesse, insomma, della copertina. Striking, che è il titolo, che cos'è? È quel manifestarsi nudi in certi avvenimenti. Pensate magari a qualcuno che entra nudo nel campo di calcio durante una manifestazione. Figurarsi nel 72, quando è uscito, praticamente con il poster interno, che sono tutta quella sequenza di immagini. Il disco è venduto poche copie, è stato sequestrato, non si trovano le copie originali e sono cifre stratosferiche, così come stratosferiche sono le cifre della ristampa che è stata fatta grosso modo una quindicina d'anni fa. Questa foto è di attualità, diciamo è stata elaborata prendendo spunto dalla bambina Girl with Ballon, cioè della bambina col pallone, quell'opera di Banksy del 2008, dove il pallone non è altro, il palloncino a forma di cuore, non è altro proprio che il simbolo della libertà, e che mi viene in mente proprio un titolo, cioè proprio noi siamo trasversali, nel senso di dire liberiamo la libertà da ogni vincolo. Questa immagine cosa vuole raffigurare? Questa è una ragazza che, se qualcuno diciamo ha seguito le cronache, pensiamo a Loredana Bertè, 1972, che ovviamente si presenta in una nudità. Questa ragazza è quella che a Teheran, studentessa di francese, quando le hanno detto di togliersi o meglio di sistemarsi il burqa, si è tolta ed è rimasta praticamente in due pezzi, chiaramente caricata in auto. La notizia ultima è che qualche giorno fa è stata liberata, non sappiamo come, cosa abbia subito, comunque sia definita pazza. La vita c'è, però diciamo è una vita che deve essere in qualche modo vista e interpretata. Ecco, io chiudo diciamo questo piccolo assaggio che ho voluto darvi ricordando che noi saremo il 14, qui diciamo non in teatro ma nella sala consiliare, dove parleremo del Natale, della popular music, attraverso un centinaio di copertine. E sono copertine che non sono quelle del Babbo Natale o dei Gingilli, sono copertine molto particolari perché anche la discografia è particolare. Ho invitato l'amico Gabriele Marangoni, che è scrittore, musicista e anche architetto, e lo intervisterò proprio, dialogheremo proprio su queste copertine. Ecco, diciamo questa mia piccola presenza voleva soltanto così stimolare ulteriori fantasie. Qui al mio fianco c'è questo manichino, mi spiace diciamo che si sia in maniera diciamo così costante prestata a essere un manichino. Perché? Perché quando l'ho vista, adesso per me può anche essere difficile dare un nome a questo manichino. Perché dico questo? Perché per me può essere Taglia, per me può essere Aglaia, per me può essere Eufrosine. Chi sono? Sono le tre grazie dipinte nella primavera del Botticelli. Questi sono i loro nomi e questa proprio mi dà l'idea, diciamo quasi della sintesi proprio di questo senso di salute, benessere, gioia che infondevano queste tre figure all'interno del dipinto. La primavera intesa non come stagione, ma come primavera, come primo tempo, come rinnovamento.
Io la ringrazio per avermi tenuto la valigia, o meglio, la giacca, io me la inforco, ecco qua, una giacca un po' particolare, uno può dire, insomma, stile floreale, ma questa mi porta a una canzone di Antoine, che diceva: se metto i colori da mattina a sera è perché mi sento addosso la primavera, il rinnovamento. Grazie. Grazie Renato, grazie per la tua preziosa collaborazione, grazie mille. E Renato ci ha messo a disposizione alcune copertine della sua enorme collezione che ha a casa, di rare copertine di grande valore artistico. Allora ricordo anch'io che il 14 di dicembre vi invitiamo tutti all'evento Aspettando Natale, che la Magredi Musica presenta in Sala Consigliare, organizzato, promosso a cura dell'associazione Copertine come Quadri. E noi siamo tutti curiosi di vedere con quali originalissime copertine ci stupirai il 14 di dicembre. Avremo copertine che si illuminano. Addirittura. Non dico altro. Ecco, benissimo. Io sono qui, se qualcuno ha piacere, magari prima di uscire, se vuol vedere qualche copertina, sarò magari sul tavolo nella hall del teatro. Benissimo, del teatro. Grazie ancora. Sì. Grazie mille. Benissimo, la via d'uscita me la cerco. Di qui, di qua. Bene, allora siamo arrivati alla conclusione di questa serata e mi sono portata gli appunti perché per i ringraziamenti devo leggerli, perché siccome ce ne sono, devo ringraziare talmente tante persone per l'aiuto che ci hanno dato, non voglio dimenticare assolutamente nessuno e quindi me li sono scritti. Quindi grazie per la realizzazione di questo spettacolo al Comune di Cordenons, alla Regione Friuli Venezia Giulia, all'USCI di Pordenone, all'USCI Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Banca 360 FVG e naturalmente all'Associazione Magredi Musica. E poi grazie a tutti i nostri sostenitori che da anni ci dimostrano la loro fiducia, li avete visti nella proiettati prima dell'inizio dello spettacolo e li trovate anche nel libretto di sala. Grazie ai tecnici audio, luci, video della Claps, al quali facciamo un applauso per cortesia perché sono stati veramente bravi e molto professionali. A video produzione Forma di Fortunato Mattiazzo per le riprese video e la diretta streaming, perché non ve l'ho detto, ma noi questa sera siamo in diretta streaming, quindi ci vedono dappertutto. A Paolo Celante e Nereo Cataruzza per il servizio fotografico e poi grazie per la collaborazione e la disponibilità naturalmente ad Orto Teatro e un grazie particolare veramente di cuore al Circolo Anziani di Cordenons e alla sua presidente Laura Brunetta. Grazie. E grazie ai nostri partners che hanno collaborato proprio con noi nel gestire proprio lo spettacolo e sono l'associazione appunto Chorus, gruppo ritmico corale, l'associazione Copertine come Quadri, l'associazione Nexus, l'associazione Magredi Musica e il gruppo Ana Alpini della sezione di Cordenons. Grazie poi a Fulvio, Antonella, Maddalena e Severino e a tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità, che ci hanno praticamente aiutato anche nelle piccolissime cose. E naturalmente, se anche voi
avete piacere di sostenere l'attività del Midway Chorus, all'ingresso del teatro, nella hall del teatro, ci sono delle cassette in cui voi potete mettere una vostra liberissima offerta. Sappiate che il vostro aiuto ci è sempre molto, molto prezioso. Grazie. E naturalmente, un grazie grande va a voi per la vostra partecipazione, perché siete qui con noi questa sera. È un grande piacere e una grande soddisfazione vedere la platea così numerosa, e il vostro calore, guardate, ci gratifica immensamente e noi vi vogliamo un gran bene. Grazie. Ed ora che si apra il sipario. E vi salutano e vi ringraziano il presidente del Midway Chorus, nonché regista e scenografo Roberto Camata. Severino Pivetta, che non c'è, eccolo, è lassù, eccolo là. Renato Portolan, il chorus, gruppo ritmico corale di Caldiero Verona, con i loro musicisti Gianni Biroli alla chitarra, eccolo, prego, avanti, mi sono corretta subito. E poi Daniele Disarò alla batteria. Non venite su, salite, venite su, di qua. Daniele Disarò alla batteria, Massimo Giordani al basso, Fabio Furlan alla tastiera, il maestro e direttore Carlo Benati. La Midway Band con Elisa Chimento alla chitarra, Gianpietro Turchet alla chitarra, il maestro Andrea Dariol al basso, Alessandro Zanin alla batteria e il maestro Alberto Ravagnin alla tastiera. Il Midway Chorus e la direttrice Laura Zanin. Insostituibile presentatrice Momento, adesso ritorno Miranda è
e in ordine, magari senza tagli sui pantaloni, eccoli qua, no? Eccoli. Bene. Ricordo ancora l'appuntamento per il 14 di dicembre presso la sala consigliare con l'evento Aspettando Natale a cura dell'associazione Copertine come Quadri. Ok, perfetto. 1, 2, 3. Ta ta ta. Ta ta ta. Il chorus di Caldiero Verona e il Midway Chorus vi ringraziano e vi salutano con una canzone da cantare tutti quanti insieme, una canzone che ha 45 anni ed è stata famosissima e ha avuto un grandissimo successo all'Italia e anche all'estero. È stata usata anche per il doppio significato del suo titolo, sia come sostantivo che come nome di donna, e nella versione inglese è stata usata in 2 film famosissimi, Flashdance e The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Gloria!